Ieri a Parigi, presso una dei lavori del Consiglio d'Europa, insomma, mi è stato, come dire, chiesto informalmente, sono stato invitato, insomma, insistevano perché io non andassi a fare la mia parte, insomma, a partecipare ai lavori, per non inquietare fondamentalmente non meglio definiti colleghi, insomma, europei. Ovviamente io, cioè, ho ascoltato con rispetto e una certa sorpresa questa richiesta e non l'ho assolutamente trovata accettabile. Lì non sono me stesso, lì rappresento tutta la delegazione del Parlamento italiano, quindi tutti noi. Io questa cosa non la potevo assolutamente accettare. E niente, dopo un'ora credo di telefonata in cui si insisteva in quel senso e non ho ceduto, sono arrivati al punto di revocarmi l'accesso, di fatto il diritto d'accesso al Parlamento francese. Quindi hanno deciso di escludermi creando un piccolo caso diplomatico. L'Italia è stato l'unico paese non rappresentato in quella riunione. Perché Veneto? Questo è accaduto ad Alvise Maniero, ex sindaco di Mira, deputato veneziano del Movimento 5 Stelle e capodelegazione dei parlamentari italiani al Consiglio d'Europa, organizzazione internazionale che conta 47 Stati membri. Un comportamento inaccettabile, ha commentato. Un pessimo esempio, diciamo, di solidarietà europea, ma anche di approccio razionale che è mancato. E addirittura ho fatto notare che è assolutamente privo di fondamento escludere una persona perché proviene dal Veneto. Questa era la motivazione. Il Veneto è considerato zona a rischio. Gli ho fatto presente, come ha detto uno dei membri dell'Executive Board dell'Organizzazione Mondiale della Salute, Ricciardi, l'Italia ha fatto tantissimi test e anche per questo mostra molti contagiati. Altri paesi ne hanno fatti veramente pochi, anche un ventesimo rispetto ai nostri. E questa è una malattia che se non cerchi non trovi, lo sintetizzo. Pochi gesti di solidarietà arrivati successivamente. E oggi dalla Camera francese, dal Parlamento, sono arrivati dei confusi messaggi che parlavano di un errore di comunicazione tra il loro Parlamento, il Consiglio d'Europa. Insomma, si rendono conto di aver gestito molto male come è stata la situazione. Però devo dire che non vedo tutta questa, non vedo tutta questa fretta, insomma, nello scusarsi. Spero che nelle prossime ore si coglierà un atteggiamento diverso, perché già normalmente, in particolare in un momento di crisi, non è questo l'atteggiamento da tenere e l'Italia non può accettare la costruzione di un'immagine in cui l'Italia sia un trice d'Europa